Oggi Venezia Channel vi porta a Venezia. Venezia ovviamente è il tempio del bello, delle cose eccezionali. Siamo in compagnia di Fausto Brotti. Sì. Perché? Perché c'è qualcosa di straordinario che bolle in pentola, qui un po' di analogia. Raccontaci un po' che cosa bolle in pentola oggi, Fausto. Beh, intanto hai detto una cosa giusta, c'è qualcosa di straordinario, perché in giro troviamo eccellenze di qua, ma di extraordinari, che non è straordinario, è quindi ancora più che straordinario. Nasco come direttore di marketing strategico proveniente da esperienze americane. Però la tua terra di provenienza qual è? Ricordiamo, Parma. perché è importante, Parma. sentiamo anche un po' l'accento. Ecco, Parma. Tra l'altro, scusami, ti blocco subito, Parma, annuncio di ieri, città della cultura 2020. Parma è una fonte di cultura inesauribile, no? Tu vai a Beijing, l'ex Pechino, conoscono Parma, ma perché conoscono Parma? Conoscono prosciutto, conoscono Verdi, abbiamo Verdi. Sì, ogni tanto ci dimentichiamo, no? Ecco, avevamo anche Toscanini, che è un altro di quelli che qualcosina ha fatto, abbiamo chiaramente il food, siamo capitale mondiale del food, città dell'UNESCO, meno male, ci siamo arrivati, e anche con l'arte abbiamo, allora, Parma, noi abbiamo il più grande teatro al mondo, questo lo conoscono a New York, attenzione, ci sono due grandi teatri al mondo, la Scala per l'opera classica e il Regio per l'opera lirica. Tieni presente che molti tenori non sono passati da Parma perché avevano paura dei loggioni di Parma, no? Quindi passare Parma era veramente, è un esame di quelli tosti. Veramente tosti. Oggi appunto siamo qui a Venezia, come ti dicevi tu, Venezia una città straordinaria, extra straordinaria, e siamo qui per un evento che mette insieme food and wine. E quindi come ti è nata questa idea intanto? Perché, allora, questa cosa nasce perché io tra le molteplici attività, insomma, faccio l'artista sempre da 30 anni, sono esposto in tutto il mondo, mi hanno dedicato 8 libri, 6 musei, forse qualcosina valgo, però non felice di questo, tanti anni fa io non lo volevo fare, mi sono messo per hobby, ma perché mi ha telefonato un mio amico, ricordo quello, ha telefonato da Francoforte, guarda che a fare i culatelli. Sì, una cosina così, un piccolo hobby. Poi ho chiaramente, chiamiamolo sponsor, o comunque un personaggio che mi sostiene, che è il buon Gabriele D'Annunzio, e dove c'è una lettera scritta e autografata da Gabriele D'Annunzio, ringraziare mio nonno per i suoi culatelli. Insomma, come testimonial non siamo messi male, no? Non siamo messi male, ne ho trovati pochi di questi personaggi qua. E da lì, chiaramente tu facendo un'altra attività, poi dopo cosa succede? Succede che quando entri nei ristoranti, che io non conoscevo, cioè li ho sempre frequentati tutti, ma non ho mai posto importanza più del dovuto, e ti vedevano come l'architetto Brotti, che ha fatto di quello, e ti vedevano come un idolo, per amore c'è lusingato di questo, ci mancherebbe altro. E da lì nasce questa avventura, però è un'avventura abbastanza ristretta perché io produco solo 200 pezzi all'anno, chi produce culatelli non ne produce meno di 15.000, ma proprio è più ridicolo. Lo fai, diciamo, per i tuoi amici. Sì, anzi, non basterebbero forse ma no, anche per tanti ristoratori importanti che sono diventati poi miei amici, quindi non è una questione di quantità ma di qualità pazzesca, nel modo più assoluto. Abbiamo e ho voluto mettere all'interno di questa manifestazione solo prodotti appunto straordinari, cioè che sono legati anche all'arte, perché chi fa i prodotti che oggi assaggeremo poi insieme in un tour qua di tutta la manifestazione sono veramente personaggi che fanno arte, cioè pochi numeri, ma al di là dei pochi numeri o tanti numeri, è veramente arte. Non voglio a questo punto, perché me lo dicevano i produttori, assolutamente che creare una mostra come tutte le altre, vogliamo poche persone. Quante amici e aziende hai oggi? Qua ci sono una trentina di aziende con una 45 brand importantissimi. Abbiamo calcolato che non vogliamo avere più di 100-150 persone. Cosa assurda, cioè l'esatto contrario di quello che normalmente. E anche perché, come vedi, cioè, gli spazi sono ampissimi. Ma sì, no? sono belli spazi, poi ricordiamo dove siamo anche. Beh, siamo a Venezia. Stiamo per fare una cosa, ci stiamo riuscendo, tantissime televisioni, e vi ringrazio chiaramente di cuore,
tantissimi giornalisti, tantissimi ospiti. Nelle eccellenze che tu hai elencato, anche 4 chef, 2 oggi e 2 domani. Sono 3 chef, Bruno Cingolani di Alba, Claudio Mazzone di La Spezia e Igles Corelli, che conoscete ormai tutti. Questi prodotti che sono esposti, loro creeranno, si inventeranno un piatto e abbiamo ogni ben di Dio, quindi dal salmone al caviale a tutto il resto. Quindi quando questi chef ti mettono lì e con niente ti preparano un piatto spaventoso, questa è la bellezza delle cose. C'è un catalogo che è un catalogo ripreso dal catalogo che io propongo durante la Colatrada Biennale, quindi c'è arte anche nel catalogo. È quello lì che vedo lì? Sì. Ce lo passa per piacere? Così facciamo tutto in diretta, è molto bello. C'è un discorso anche artistico nel catalogo, per cui è qua, vediamolo dire questo catalogo. Che è un libro. Facciamolo vedere alla telecamera. Eccolo qua. Questo bellissimo catalogo. Si presenta con una mia opera che tra l'altro è stata stravenduta, questo seno con il mirtillo sul capestro, quindi infatti si chiamava L'arte del gusto nel gusto dell'arte. E chiaramente insomma è un catalogo un po' diverso, è proprio... Non è un catalogo. No, è un libro, no? E anche qua ci siamo differenziati, insomma. Certo. Stiamo cercando veramente di fare di tutto di più. Extraordinary, Extra è una nuova rivista del gruppo di Carlo Russo, che è l'editore della più grande rivista di design e architettura, quindi anche lui è legato all'arte. Abbiamo pubblicato anche con lui una rivista assolutamente per il lusso, una grandiosa rivista, siamo anche lì, più di così sinceramente non. Non ci resta adesso, Fausto, staccare da qui e andare a visitare queste bellissime isole, sì, perché siamo a Venezia, quindi queste isole, e poi magari ci aggiorniamo dopo strada facendo. Assolutamente. Con altri ospiti e assolutamente. Benissimo. Tanto grazie Fausto per questa Grazie a voi, veramente bravi, grazie.